il grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, eccoci qua all'ultimo sabato di gennaio, già volato il mese di gennaio. Buongiorno e benvenuto ai nostri studi, nei nostri studi, al poeta, musicista, ce n'è veramente di tutto, una persona estremamente interessante, Simone Pansolin. Benvenuto Simone. Grazie Da per l'invito. Genova, tu arrivi da Genova con il tuo bellissimo strumento, questa chitarra barocca che tu suonerai oggi in diretta per i nostri ascoltatori, quindi veramente sarà un'esibizione, un ascolto molto molto interessante. Allora caro Simone, intanto com'è andato il viaggio da Genova? Ma devo dire non mi lamento, visto anche le condizioni autostradali in genere, tutto liscio, niente nebbia, quindi insomma tutto a posto. Tutto a posto, meno male, è arrivato anche col suo prezioso strumento, quindi un Sì. carico di grande riguardo. Senti Simone, allora raccontaci un pochino, tu nasci come chitarrista classico, poi però a un certo punto, infatti ti sei diplomato al Conservatorio Paganini di Genova, poi però ti sei specializzato nella prassi esecutiva del liuto, delle chitarre antiche e della tiorba. Esattamente, allora io ho fatto i percorsi, di studio del chitarrista classico, al Conservatorio di Genova, al Paganini e al Tartini di Trieste, e ho preso i vari diplomi così, in chitarrista classico e poi, successivamente mi sono dedicato invece alla musica antica e quindi ho dirottato la mia attenzione, agli strumenti antichi, della famiglia dei liuti, della tiorba e delle chitarre antiche in generale, ehm, e quindi poi niente, ho fatto il mio percorso, su quella strada, ecco. Ecco, chitarra classica che però tu mi dicevi insegni comunque, in una scuola media di Genova. Sì, io insegno chitarra classica a in una scuola media a indirizzo musicale con i ragazzi di quell'età, insomma. Però il tuo amore sono il liuto, la tiorba, la chitarra barocca. Sì, diciamo che, al di là dell'aspetto dell'insegnamento, poi, la mia ricerca musicale verte su quello, ecco. Senti, quindi oggi tu suonerai in diretta, a parte un breve inserto da questo bellissimo CD che tu hai portato, che è fresco, fresco di di nascita. Sì. Però suonerai la chitarra e, sarebbe interessante anche che tu la presentassi ai nostri ascoltatori, vedere un po' com'è, che differenza ha la chitarra barocca rispetto alle chitarre classiche. Oltretutto è anche ha questo intarsio all'interno che è molto, particolare, proprio un disegno barocco. Adesso il maestro si sposta perché Sì. l'ho preso alla sprovvista, ma è bello che, faccia Sì, vedere ai nostri ascoltatori conviene questo strumento. Vediamo se riesce a inquadrarlo il nostro Lorenzo. così si dovrebbe vedere. E niente, sì, Fai anche un primo piano Lorenzo, se fosse possibile, su questo bellissimo, rotondo, come si chiama questo no, allora questa è la chitarra barocca sì, che ma ha questo que intarsio questo? questo Allora intarsio. sì, si chiama rosa Ecco, e, rosa. differentemente dalle chitarre le chitarre moderne, insomma, le chitarre classiche moderne, a partire per la verità dalle chitarre romantiche nel 1800, ehm, ehm, è un intarsio, che, in questo caso è stato aggiunto alla tavola, in alcuni altri casi e in alcuni altri strumenti come il liuto, eccetera, è proprio, diciamo intarsiato nella tavola armonica stessa, che sarebbe poi, questa parte dello strumento, che è la parte più importante perché è quella che vibra producendo il suono. Sono strumenti, di fattura molto pregevole sempre, per quel riguarda l'aspetto liutario, quindi, del lavoro che il liutaio, cioè il costruttore di strumenti, esegue e realizza, per crearli insomma con, legni di pregio, molto fini, molto sottili, intorno al millimetro o poco più, proprio per dare la migliore sonorità possibile. Ecco, rispetto alla diretta, lo strumento non ha questo colore che si presenta in televisione,
è più caldo, è un pochino più ambrato, Sì, forse così ora si vede meglio. però appare un po' giallo, appare un po' giallo, scusami. Mentre lo strumento invece ha questo bellissimo colore, Sì, molto appunto, caldo, caldo, ambrato. anche perché è uno strumento che ha una decina d'anni, anche di più, una dozzina d'anni, quindi poi col tempo forma una sorta di patina lunga. Senti, e rispetto alla chitarra è più piccolo? È uno strumento più piccolo della chitarra, con anche meno corde, ma anche più corde. E voi mi direte: "Com'è possibile?" Allora, l'unità di pizzico, di questi strumenti è formato da una corda singola o da una corda doppia, ed è detto coro. La chitarra ha 6 corde, la chitarra classica, questa, la chitarra barocca, ne ha 5, di cui alcune doppie, che si suonano insieme, insomma. Adesso la sentiremo perché tu suonerai in diretta per i nostri ascoltatori. Certo. Allora il maestro scusate la mia voce che cala col con il tempo, Mh, con il tempo meteorologico, certo. non con il tempo della vita. Allora il maestro Simone Pansolin suonerà appunto in diretta per i nostri ascoltatori dei brani che io ho definito, molto delicati, molto, ehm, che fanno bene all'anima, e tu hai condiviso questo mio, commento. Sì, sì, certamente queste sono musiche. Allora, vi suonerò, delle musiche che sono tratte dal insomma, dal mio ultimo disco, che contiene musiche di Roncalli, che è stato uno mhmm, dei compositori per chitarra barocca più importanti, ehm, in Italia intendo dire, e sicuramente, sono musiche, molto meditative, molto raffinate. Roncalli rifugge il facilissimo virtuosismo per cercare una raffinatezza, ehm, Che si avverte che davvero. Ricordiamo allora questo compositore bergamasco Ludovico Roncalli, che io ti ho chiesto chissà se è parente del Papa Roncalli. Tu mi dicevi che sono tutte famiglie nobili e di sì, musicisti, no? sì, lui infatti, è il conte Roncalli, perché era un conte, inoltre era un prelato, quindi sicuramente, proveniva da una famiglia facoltosa. E io non lo so francamente se avesse, lo ammetto, se avesse se de dei insomma, se provenisse da quella famiglia, dalla famiglia Roncalli, però è assolutamente possibile, bergamasco, famiglia facoltosa, quindi certamente. Bene, allora il nostro maestro si sposta sulla seggiola per iniziare a suonare per i nostri ascoltatori. Ricordiamo che è specializzato nella prassi esecutiva del liuto, delle chitarre antiche, della tiorba, per poi dedicare la sua attività al repertorio barocco e in particolare alla musica italiana. Infatti oggi, esordisce con Ludovico Roncalli. Che cosa ci fai sentire? Allora io, vi suonerò, alcuni brani tratti dalle sonate, che ha composto Ludovico Roncalli e che sono, presenti all'interno dell'unico libro che c'è pervenuto, che sono i Capricci armonici sulla chitarra spagnola, e che è stato pubblicato a Bergamo nel 1692. E, per insomma, come primo intervento vi suonerò dalla, sonata in mi minore, un preludio, un'alemanda e una giga. Bene, allora lo ascoltiamo con grande interesse. Prego maestro.
maestro sfoglia ancora lo spartito e prosegue. Certo. Molto, molto bravo il nostro maestro Simone Pansolin, che in diretta per gli ascoltatori di Radio Libertà ha suonato queste bellissime composizioni del maestro Ludovico Roncalli, del compositore bergamasco Ludovico Roncalli. Naturalmente, come sempre, ricordo che è un programma in diretta, quindi chi volesse telefonare 02, a parte che il numero è scritto, compare, no? Però per chi ci segue invece esclusivamente con la radio non può leggere il numero, quindi 02 92 94 72 22. Allora, intanto volevo chiederti che differenza di suono risulterebbe se tu usassi la chitarra classica, la chitarra moderna? Allora, l'accordatura di questo strumento è molto particolare perché ha la cosiddetta accordatura rientrante, in questo caso al basso, e quindi essenzialmente le musiche di Roncalli, ma un po' in generale tutte le musiche per chitarra barocca, sebbene molto spesso vengano trascritte effettivamente per chitarra classica, perdono qualche cosa sempre, perché proprio questa caratteristica di avere l'accordatura rientrante, non è riproducibile in pieno. Cos'è l'accordatura rientrante? Nel caso della chitarra barocca è il fatto che, le corde basse, anziché essere basse, tornano ad essere acute e quindi, semplicemente possono essere eseguite delle scale anche veloci con un effetto che è detto effetto della campanella, quindi campanelas, in cui le note si sovrappongono tra loro all'interno della scala ed è un effetto veramente difficile da riprodurre sulla chitarra classica. Ci si E poi ritroverebbe ad avere troppi bassi. quindi perderebbe anche questa delicatezza che abbiamo avvertito con la chitarra Un la pochino sì, le trascrizioni si fanno per lo più in conservatorio come esercizio, no, di trascrizione, però io consiglio se si vuole suonare della musica, per chitarra barocca, di suonarla su una chitarra barocca, che tra l'altro non è uno strumento che è difficilmente approcciabile per un chitarrista classico. Senti Simone, mi devi, spiegare che cosa vuol dire che dunque allora proprio alla musica italiana fanno riferimento le tue incisioni discografiche dedicate alle ultime pubblicazioni in forma, ecco qui ti chiedo, di intavolatura per arciliuto e chitarra barocca. Cosa vuol dire per, Li intavolatura per arciliuto e chitarra barocca? Certo, capisco la domanda. Allora, l'intavolatura è il metodo di notazione che veniva utilizzato da tutti i liutisti, e i chitarristi, che suonavano la chitarra in antichità, quindi che suonavano quelle che noi chiamiamo chitarre antiche, che è molto diverso da quello utilizzato oggi come metodo di notazione. Essenzialmente è il disegno di ciò che noi suoniamo, diciamo notato su carta attraverso numeri o lettere a seconda del tipo di intavolatura. Nei 2 dischi dei 2 dischi che ho fatto, quello su Zamboni e questo qui su Roncalli, per caso, perché poi non è stata una scelta così consapevole, io ho attinto, ho suonato le ultime 2
pubblicazioni, in forma di intavolatura in Italia per questi 2 strumenti. Dopo queste 2, pubblicazioni non ce ne sono state altre, che non significa che non ci siano state altre pubblicazioni per lo strumento o che lo strumento non sia stato più utilizzato, ma, non ci sono state più pubblicazioni in intavolatura, nel nostro paese. Quindi tu hai inciso anche per Arciliuto, questo Sì. sempre con la stessa casa Da Vinci, Sì. nel 2021 di Giovanni Zamboni, queste Sonatas for Baroque Guitar. No, questo siamo già nel 24? Allora sì, questo le Sonates for Baroque Guitar, è questo disco qua su Roncalli, invece era Sonate di intavolatura di Leuto, Ah, di Leuto, quello quello su del 21, Zamboni, sì, del che 21. conteneva delle sonate invece per Aciliuto, più o meno dello stesso periodo, fine '600, inizio '700. Bello, bellissimo. C'è tanta musica mi dicevi, di questo periodo per questi strumenti. Allora ci sono tante cose molto belle, alcuni strumenti della famiglia del liuto e delle chitarre antiche hanno più repertorio, la chitarra barocca per esempio ne ha un'infinità, tra Francia, Spagna e Italia, e alcuni altri strumenti come per esempio la tiorba o l'arciliuto ne hanno un po' meno, però si tratta veramente di musiche di grandissima qualità, tra cui quelle di Zamboni ad esempio o di Roncalli oggi. Senti Simone, adesso che cosa ci suoni ancora in diretta? Perché i nostri Allora, ascoltatori sono dei privilegiati, hanno sempre un musicista importante che suona per loro, in quindi è un diretta. privilegio. Anche per chi ci ascolta esclusivamente con la radio, avverte la musica senza essere distratto magari dall'immagine, quindi forse la percepisce ancora meglio, Certamente. secondo me. Quindi che cosa c'è per poi parlarci della poesia haiku, Okay, di okay, questa poesia giapponese del XVII secolo. d'accordo. In parole semplici, mi raccomando. Va bene, va bene. Prima suono Certo, prima già che sono qua con le cuffie, approfitto per presentare, poi mi sposto. Concluderò questa sonata in mi minore che ho iniziato poco fa, con i 3 pezzi che vi ho suonato, la quale si conclude con una sarabanda e, una gavotta. La sonata in mi minore è una sonata piuttosto breve, composta da soli 5 movimenti e quindi semplicemente vado a concludere quello che ho iniziato poco fa. ecco, benissimo. Intanto io presento il CD, dove c'è il maestro in piedi con la sua chitarra barocca, appoggiato non so dove, in un dove ti trovi qua? Allora lì sono in una villa, in Santa Margherita Ligure, ehm, e semplicemente è una villa antica che si chiama Villa Durazzo, molto bella. Ecco, questo CD comprende 5 sonate, eseguite appunto dal maestro Simone Panzolin con la sua chitarra barocca, le sonate barocche per chitarra di Ludovico Roncalli. Bene, in silenzio per ascoltare il maestro.
Super, 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 bravo, molto. Grazie. Ecco, voglio chiedere al nostro Lorenzo, preparati, al nostro tecnico, perché la settimana scorsa abbiamo ospitato il maestro Sonia Bo, che è una compositrice, quindi, musica moderna, docente del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. E avevo chiesto a Simone che cioè scusami, a Lorenzo che, effetto gli avesse fatto questa musica moderna. E tu avevi dato una ti ricordi ancora Lorenzo? Non ti ricordi più? Però ti ricordi che abbiamo ascoltato della musica moderna? Ecco, e allora ascoltando invece questa musica che ci riporta indietro nei secoli, che cosa provi, che cosa senti? Allora, innanzitutto mi piace tanto la chitarra, molto bella. E poi, cioè, mi sono piaciute quando le variazioni, quando all'inizio andavi più piano e poi dopo è iniziato la seconda parte che andava più veloce, diciamo, era più ritmata, più vivace. Mi è piaciuta, no? Quindi l'hai apprezzata Sì, sì. questa musica che ci porta indietro nel tempo. Però vedi, è interessante perché si passa dalla musica contemporanea alla musica che è un po' più difficile, un po' più ostica, la musica contemporanea. Diciamo è un linguaggio nuovo, un linguaggio differente, e in quanto tale ha bisogno di una chiave di lettura, Certo. differente, e siccome è una musica in divenire è anche poi necessario conoscere la chiave di lettura per poterla leggere. Questa invece arriva comunque. Arri Questa appartiene già alla nostra cultura, al nostro passato, è ciò da cui noi arriviamo, e quindi, per forza di cose ci possiamo sentire, potremmo dire più, naturalmente a nostro agio. Bene caro Simone, allora raccontaci adesso un attimo di questa passione che tu hai per la poesia haiku, questo componimento Sì. giapponese del XVII secolo. In poche parole, perché io avrei anche una clessidra che ti Mh. permette di parlare per 3 minuti. Okay, va bene, va bene. Allora, Vediamo, semplicemente, giriamola. io tempo addietro, scrivevo poesia italiana, non haiku. Poi un giorno ho conosciuto Tony Piccini, che è uno dei migliori poeti di haiku italiani, e sono rimasto folgorato da cosa poteva scaturire da quel tipo di poesia, e ho cominciato a scriverne. Quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche sono la massima brevità. Sono Vabbè, questo racchiudibili nella massima brevità. tipo Non solo nel senso della struttura e della forma brevissima, fatta di poche sillabe, fatta di poche parole e di poche linee, ma anche, la riduzione all'essenziale massima, che ha lo scopo, di, permettere al colui che fruisce poi, la poesia, di poter intervenire con la sua esperienza in modo davvero molto grande. Questa è una cosa che c'è in tutta la poesia, ma l'haiku lo fa in modo veramente basilare, mi vien da dire. Quindi, c'era stato per esempio un grandissimo poeta di haiku che diceva: "Il poeta scrive un semicerchio, l'altro semicerchio è colui che legge, è il fruitore", proprio perché è una poesia dal significato il più possibile aperto, il più possibile, così, libero da preconcetti, in modo che chi, lo legge o lo ascolta possa dare un senso superiore, e più grande e più ampio. possiamo paragonare a "Mi illumino d'immenso"? Allora sì e no, capisco cosa intendi, perché quella poesia è stata a lungo dibattuta, no, se potesse essere un haiku o no. Ci sono anche, caratteristiche poi formali che rendono un haiku oppure no. In quel caso è una poesia in forma libera, molto, molto breve, con tantissimo dentro e anche molta parte, da parte del fruitore, a completamento della stessa, e quindi potrebbe far risuonare, no, questo senso haiku. Chiaramente non possiamo definirla un haiku per la mancanza di alcuni aspetti formali e contenutistici importanti. Ma ti interessa ancora o l'hai un momento No, no, accantonata? Ah, continui? è ancora viva e vegeta, sto continuando a E tu hai inte scrivere, e ci che bravo! saranno degli sviluppi poi futuri. Che però esulano dalla musica o si possono anche musicare queste brevi Si poesie? possono anche musicare, tra l'altro è successo, nel senso che in passato c'è stato Simone Fontanelli che ha scritto vari pezzi. I primi sono stati scritti per vari tipi di flauto, insomma per Antonella Bini, che Ah credo che sì, tu Antonella Bini conosca. sarà qua la settimana prossima. Fantastico, quindi ci Guarda siamo vicini, e anche per altri strumenti come il violino e la chitarra, proprio scritti sugli haiku. C'è anche
Montalto, che ha scritto un pezzo per coro femminile su 3 miei haiku già scritti, quindi c'è un collegamento, però dal mio punto di vista la la diciamo così, la musica e la poesia sono 2 cose separate fra loro. Separate. Bene, guarda, la clessidra Ho è visto. finita e dalla regia ci chiedono un attimo la linea, pochi secondi. Benissimo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E torniamo in diretta, carissimi ascoltatori dell'Angolo della Musica Classica, con il nostro graditissimo ospite, con Simone Pansolin, direttamente da Genova con la sua chitarra barocca. È assicurata la tua chitarra come... No, No, in realtà no. te la porti però sempre appresso, Decisamente sì. non la lasci Non mai si solo in lascia, macchina, gli no, strumenti guai. non si lasciano mai. Senti Simone, adesso fra poco ti ascolteremo ancora, intanto ricordo il nostro numero di telefono se qualche ascoltatore volesse intervenire, 0292 94 72 22, perché questa è una radio senza filtri né censure, come hai potuto constatare. Volevo chiederti anche un'altra cosa, tu ti sei dedicato, hai avuto anche la passione per la fotografia. Sì, allora, Ecco, fotografie di che genere? allora io non sono un fotografo e non mi ritengo tale. La fotografia, la strada della fotografia l'ho intrapresa, semplicemente perché a un certo punto, alcuni anni fa, ho iniziato a fare haiga. Gli haiga sono l'arte, anch'essa di origine giapponese, di abbinare un haiku e un'immagine per produrre un elemento artistico nuovo, che secondo quelli che sono i caratteri, dell'estetica giapponese, vuole l'immagine e il testo in risonanza fra loro per creare un'esperienza. E quindi ho affrontato appunto lo studio, diciamo così, l'approfondimento della fotografia proprio per quegli haiga che adesso sono pubblicati in America nell'Haiga Gallery dell'Haiku Foundation. È una forma d'arte veramente caratteristica e molto, molto forte. Sarebbe interessante vedere un esempio, però Eh sì, purtroppo non ce l'abbiamo. non ce Vabbè, l'abbiamo. quindi è meglio ritornare alla tua chitarra barocca. Senti, nel 2022 hai avuto il premio Giorgio Ferraris per la musica. Che cosa consiste questo premio? Allora niente, è un riconoscimento, di cui insomma che a me fa molto onore perché Giorgio Ferraris è stato uno dei liutisti e soprattutto per lo più, studiosi, dello strumento degli strumenti antichi, del liuto, delle chitarre antiche e così via, e che è venuto a mancare non molti anni fa. Da quel momento hanno insomma creato questo premio a suo nome e uno degli anni è stato dato a me insomma, quindi sono Beh, onorato di questo. certamente. Senti, sei pronto per Certo. proseguire o passiamo al brano dal CD? Che cosa come Allora se ascoltiamo il brano dal CD io intanto accordo un attimo lo strumento. Va bene, allora, che cosa facciamo sentire dal brano del CD? Allora dal disco direttamente quindi, facciamo ascoltare una passacaglia in sol minore che è tratta appunto dalla sonata in sol minore, che è l'ultima presente all'interno del disco. Questa passacaglia è veramente monumentale, per le caratteristiche che ha e per come riesce a sfruttare le caratteristiche dello strumento. Ecco, allora ascoltiamo il maestro dal suo CD, quindi lui scomparirà un attimo per andare ad accordare il suo strumento, quindi penso che dovrai farlo nella stanza attigua. Vediamo. Ah, vediamo, vuoi farlo qua in diretta? Vediamo. Ah, vediamo. Va bene, allora partiamo con il CD. Intanto fai ruotare qualche immagine del maestro? Va bene.
Bellissimo, bellissimo. Prima di lo commenteremo dopo questa telefonata, così abbiamo fatto aspettare Va già bene. abbastanza il nostro ascoltatore. Pronto? Buongiorno Rita, sono Elisa. Buongiorno Elisa. Hai ragione a dire che siamo fortunati a sentire in diretta la musica. Ah certo, Con le tue trasmissioni ci dai l'opportunità. Io il maestro me lo ricordo perché è già stato tuo ospite l'anno scorso, un paio d'anni fa, se non mi sbaglio, perché mi ricordo l'haiku, mi ricordo che aveva già parlato della poesia dell'haiku. Penso fosse lui, non credo che tu abbia molti No, musicisti appassionati di haiku. appunto. No, era proprio il maestro Panzolini. Cosa dici di questa musica? La musica è meravigliosa e Non ogni volta veramente scopro degli strumenti. La musica è molto bella e, come dicevi tu, sì, è dolce. È un balsamo per l'anima. Esatto, poi è proprio bello lo strumento perché se vedo bene ha una corda sola questa chitarra. Allora, in realtà ha 5 cori, si chiamano, che sono le unità di pizzico, e Sì, di questi 5 ce ne sono 4 che sono doppi e una invece che è singola, che è quella più in basso, ma in realtà è il ecco, quella suono più che si vede solo, che viene, sì, Sì, vedevo che ci è sono probabile, più corde essendo ovviamente da pizzicare, ma sì, essendo molto. trasparenti le corde, probabilmente, nel video si vede di Ah, più quella ecco, di sì, nel colore video rosso. sembra che ce ne sia una sola. Mh-mh. Bene, Bravissimo, complimenti e grazie Grazie. ancora. Grazie a lei. grazie Elisa. Ecco i nostri ascoltatori che si materializzano, ma poi ne abbiamo sempre 1 o 2 presenti qua Esatto. che il nostro pubblico, i nostri tecnici. Senti, davvero molto bello questo CD, io spero che abbia successo, perché oggigiorno i CD purtroppo, vanno via via scomparendo, perché, la tecnologia, fa anche dei disastri secondo me. Sicuramente sì. Il CD fisico, come I lo hai tu in mano, è una ah, cosa ormai d'élite. è proprio Si d'élite si veramente. ascolta si ascolta per lo più musica in streaming, e Ma quindi ma poi una volta si potevano sentire i CD in macchina, adesso anche sì. le nuove automobili non sono più dotate No. del mangianastri, non so come si chiamino Sì, del in lettore CD, del del lettore CD, device, del ecco, sistema per perché va sul s poter che è tutta leggere. un'altra cosa, avere proprio proprio così, concretamente in mano il CD, come sto facendo io adesso, è veramente tutta un'altra È cosa. un'altra cosa ed è un peccato perché nei CD, sono presenti anche i libretti, È vero, certo, dove l'accompagnamento. le note accompagnatorie dove ci sono molte notizie interessanti sulle musiche. Senti, nel frattempo tu ti sei intanto sono andate in onda delle tue fotografie dove si vede che naturalmente sei uomo di mare, perché ti si vedeva con un bellissimo fondo d'acqua Sì, azzurra, quindi probabilmente eri nella tua Liguria. Poi esatto. ti sei visto in mezzo a un roseto, Era sempre però lo stesso posto. allo stesso posto. Il mare era sempre lì vicino, sì. Il mare era sempre vicino e poi con una pavimentazione tutta a mosaico, anche quella Sì, era quella sì, molto bella, è una tecnica tipicamente ligure di realizzare le pavimentazioni fatte coi ciottoli marini, tutti levigati di 2 colori, 2 molto bicolori bello. diversi. Ecco, questo lo illustriamo per chi non ci segue con la televisione e quindi, Non ho potuto vedere. deve utilizzare la propria fantasia attraverso le nostre descrizioni. Senti, tu hai impiegato parecchio nuovamente ad accordare la chitarra. Cosa succede in questi pochi minuti? Allora, quello che succede è che, prima di accordare, essendo che qui dentro l'ambiente è estremamente secco e io arrivando da fuori, lo strumento, può ricevere uno shock per quel che riguarda sia l'aspetto termico, sia l'aspetto igroscopico, quindi che riguarda l'umidità dell'aria, e quindi dar luogo poi a qualche instabilità che non vorremmo, ecco. Va bene, allora rimettiamo il maestro al suo, leggio e alla sua poltroncina per eseguire che cosa ancora? Sempre tratto dal Sì. Allora sono sempre brani tratti dalle sonate di Ludovico Roncalli, questa volta una sonata in re maggiore, vi suonerò 3 pezzi, un preludio, una lemanda e una corrente. quindi andranno in ordine Sì, è proprio come nel co disco, perché nel siamo disco alla sonata numero? è l'inizio La del disco. sonata nel settimo tuono, Sì, che sarebbe in re maggiore. in re maggiore. Va bene, preludio, alemanna e E corrente. Sono corrente. tutte molto brevi e quindi il maestro lo suonerà in diretta per Lorenzo, per la sottoscritta e per gli ascoltatori che ci seguono silenziosamente da casa. Ecco, il maestro prende la propria chitarra, molto bella, molto preziosa, chitarra Sicuramente. francese mi dicevi, Chitarra costruita spagnola ah, è spagnola chiamata. No, questa. allora, puntualizziamo. Chitarra spagnola è il nome antico della chitarra barocca,
Questo è uno strumento, una copia moderna di una chitarra barocca che è stata fatta da un liutaio francese, Murphy, uno dei grandi maestri della liuteria. Noi non ne abbiamo di grandi maestri di questa... Sì, ne ecco. abbiamo. Ne abbiamo per esempio Tumiati, Anna Radice, ma anche tanti altri che producono degli strumenti molto belli. Meno male. No, perché dice dei francesi sono un po' gelosa. No, li abbiamo. Va bene.
Ecco, quando la mano si posa come una carezza sulla chitarra vuol dire che il brano è terminato. Bellissime queste composizioni di Ludovico Roncalli, sono 6, chiamiamole, sì, 6 sonate Sonate. di 6 movimenti più o meno ciascuna, escluso uno che ne ha 7 Sì, addirittura. uno ne ha 7, uno ne ha Ne ha 5, gli altri 5, son da 6. son da 6, bellissimi, tutti iniziano con un preludio. Molto bello, speriamo che il disco abbia veramente successo, noi lo teniamo a battesimo, non so se è un battesimo per il CD oppure già un È la prima radio in cui vado con il son CD, contenta, ci fa piacere è che appena uscito. abbia scelto la nostra per presentare questo CD. Senti, mi dicevi che tu hai anche un gruppo con cui suoni? Sì, allora io ho, un trio barra quartetto, e si tratta di, un trio di, strumenti a pizzico antichi, composto da una chitarra rinascimentale che suono io e 2 liuti rinascimentali che sono suonati da Massimo Lonardi che, è stato il mio maestro, e, Davide Mocini che è un collega, e questo trio, finora è sempre successo, nella maggior parte delle volte perlomeno, si avvale anche poi della collaborazione di Anna Rita Pili, che è un soprano, di origine sarda, ma che vive proprio poi qui a Milano, se non erro. La contatteremo magari. E quindi poi facciamo musiche del '500, insomma arrangiate dal maestro Lonardi che trascrive molto bene, per questo organico. Bello, sono dei concerti un po' particolari dove veramente un pubblico più raccolto e meno numeroso, quello penso io che è il pubblico proprio che, gradisce questo tipo di esecuzione e Certo. quindi Sì, senz'altro certamente no, non possi è molto difficile eseguire un concerto di questo tipo, in un teatro, non so, al Carlo Felice a Genova, con una platea di 2000 persone, proprio no, per questioni di acustica, ci vogliono ambienti raccolti con acustiche adatte. venti raccolti e pubblico che viene espressamente per sentire questo tipo di musica. Senz'altro, sì, sì, E sì, sì. quindi anzi, sapete che le persone che vengono a seguire questi incontri musicali vengono appositamente per sentire questi strumenti, che non sono poi così, Non sono usuali, facilissimi da sì. ascoltare. Non sono neanche usuali da trovare nei cartelloni. Ecco, io, ne abbiamo ricordato insieme che nella mia città di Pavia c'è questo, incontro musicale, I tesori di Orfeo, Sì, dove sì, vengono appunto eseguiti tutti i brani del 600, 700, 500 sì, così, e molti. vengono fatti nel ridotto del Teatro Fraschini, quindi siamo perché io praticamente vado quasi sempre, Sì. un pubblico veramente molto ridotto, però il pubblico che va per sentire il liuto, la tiorba, Certo. per sentire la voce, le voci, veramente, bellissime queste musiche vanno coltivate E com valorizzate. e valorizzate come stai facendo tu. Senti, siccome siamo più o meno hai, piacere di ricordare qualche cosa che magari mi è sfuggito, visto che sono chiacchierate proprio molto improvvisate, molto spontanee? Ma non direi, no, mi pare che abbiamo, sviscerato bene. Sviscerato bene. Allora forse abbiamo ancora 1 minuto o 2? 2 o 3 minuti? Vuoi ancora tornare alla tua chitarra? Volentieri, sì, sì. Bravo, dai. Allora, Lasciamo al maestro la conclusione di questa piacevolissimo incontro musicale. Se permetti voglio salutare il nostro Lorenzo, il tecnico, perché ci lascia, in quanto torna nella sua città d'origine, a Terni, la città di San Valentino, quindi fra poco la tua città sarà tutta in festa per San Valentino, quindi un ringraziamento a Lorenzo molto carino, preparato, sempre ecco, che sabato prossimo però non sarà più qua con Antonella Bini, quindi un non saluto anche da parte mia. va bene. Grazie Lorenzo, il maestro dedica a te questa sua ultima composizione. Certo. Sei onorato? Un 3 minuti di tempo circa. 3 minuti di Benissimo. tempo tutti per Lorenzo e Allora per gli ascoltatori. suonerò dalla sonata in re, la sarabanda, pezzo lento ed espressivo, e poi un minuetto più vivace finale molto Benissimo. breve. Aspetta, forse abbiamo una chiamata. Niente, allora lasciamo al maestro la conclusione, perché ormai siamo un po' in ritardo. Io ti ringrazio perché chiudiamo con queste note. Grazie, Grazie a te, grazie a voi per l'invito, Simone Panzolin, graditissimo. torna quanto prima, quanto puoi, Molto volentieri. e alle tue note la chiusura di questa piacevole chiacchierata musicale insieme. Grazie.